Ciao e ben ritrovati! Visto che siamo in periodo di carnevale, oggi ho pensato di presentarvi la ricetta dei galani nella versione di ricetta appunto veneta. Gli ingredienti che andremo ad utilizzare sono la farina, il burro, le uova, il succo di un'arancia spremuta, l'olio di semi di arachide per friggere, sale e lo zucchero a velo per poi spolverare appunto i galani una volta cotti. Allora iniziamo con mettere le uova in una terrina intere. A questo punto cominciamo ad aggiungere un po' alla volta la farina. È meglio utilizzare la frusta elettrica per evitare la formazione di grumi nell'aggiunta della farina. A questo punto abbiamo aggiunto tutta la farina e andiamo ad mettere anche il succo dell'arancia. Ora aggiungiamo il burro sciolto a bagnomaria. Dopo aver aggiunto il succo dell'arancia abbiamo messo anche un pizzico di sale. A questo punto la pasta la stendiamo, la lavoriamo un pochino con eventuale aggiunta di farina se necessario. Nel frattempo che prepariamo i galani mettiamo l'olio in padella, deve essere abbondante e deve scaldarsi molto bene prima di procedere con la frittura. Li tagliamo a forma di rombo o di quadrato come preferite, li facciamo piuttosto grandi e poi nel centro facciamo una piccola incisione. Iniziamo ora con friggere i galani, ne mettiamo 2 o 3 proprio alla volta, perché se no rischiamo di abbassare la temperatura dell'olio e si inzupperebbero. Vedete che hanno un colore piuttosto scuro perché ho utilizzato farina integrale. I nostri galani sono cotti, li abbiamo spolverati con zucchero a velo e vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao!